Rischia di crollare il cosiddetto bando ponte su cui sta lavorando l'amministrazione comunale di Agrigento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale messo su in attesa che la gestione finisca poi nelle mani della SRR di competenza. Ad intimare l'Alta Palazzo dei Giganti e la CGIL Funzione Pubblica di Agrigento. I vertici provinciali del sindacato mettono in evidenza, richiamando alcuni articoli contenuti nell'ordinanza del Presidente della Regione del mese scorso, come la competenza di esperire le gare, seppur temporanee, spetti al SRR in via ordinaria e al commissario straordinario. Insomma, i comuni sarebbero tagliati fuori. Da qui la netta presa di posizione di Alfonso Buscemi ed Enzo Iacono, i quali hanno scritto una lettera indirizzandola tra gli altri al prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, e all'assessorato regionale all'energia. Chiedono un loro intervento per bloccare la gara e per fare rispettare la normativa vigente, impedendo alle amministrazioni comunali, sottolineano i due esponenti della CGIL Funzione Pubblica di Agrigento, di intraprendere iniziative in merito in contrasto con le disposizioni regionali in materia di rifiuti, in modo da procedere speditamente all'avvio della nuova gestione. La maggiore preoccupazione dei due sindacalisti è che con la gara ponte il Comune di Agrigento, in assenza di un bando complessivo quinquennale che riguardi tutto l'ambito, proceda al licenziamento del gruppo di netturbini ritenuto in esubero. L'accordo raggiunto qualche mese fa, spiegano ancora Buscemi e Iacono, prevedeva una ricollocazione del personale da utilizzare nella nuova società della quale fanno parte 9 comuni. Noi non aspetteremo gli eventi per poi essere messi sul fatto compiuto. E sulla vicenda oggi si registra l'intervento del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Aula Sollano Marcella Carlisi, che afferma: l'amministrazione verifichi le norme vigenti e non faccia passi falsi, esponendo il comune a costose battaglie legali. Nelle cifre del piano economico del bando ponte, il cui progetto non è stato fornito ai consiglieri in sede di approvazione della si prevedono, osserva la Carlisi, solo 81 operatori per la gestione della raccolta differenziata e 24 operatori per lo spazzamento di tutti i quartieri agrigentini. Il Movimento 5 Stelle dice no ai licenziamenti, ai disagi e alle spese superflue, come gli oltre 210.000 euro per l'acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata in un anno, conclude Marcella Carlisi.